La riunione fatta giusto un mese fa in quel di Lomerone con le sezioni bellunesi è nata questa proposta di lavoro, progetto, chiamiamolo come vogliamo, che abbiamo un po' sintetizzato in una serie di schede che voi avete lì all'interno. Perché tutta questa storia qua? Perché di fatto il problema è che qualsiasi volontario vada a fare un'attività nell'ambito dell'organizzazione sezione, quindi l'organizzazione del CAI, non è esonerato dall'assumere e dall'adottare una serie di comportamenti quando va a fare i lavori in montagna. Lui deve adottare tutta una serie di accorgimenti e d'altro canto il presidente di sezione, in quanto provvisoriamente pro tempore responsabile, deve in qualche modo informarlo, deve dirgli: guarda, tu vai su e troverai questa situazione. Chiaramente non è un problema per quelli che già ci vanno da tanti anni e sanno già perfettamente quali sono i problemi. Però ci sono 2 o 3 punti che vanno accuratamente studiati, condivisi e elaborati affinché non succeda, o meglio, non ci siano conseguenze ulteriori quando succede un qualche incidente, speriamo mai, ovviamente, perché il problema è sempre quello. Fino a che va tutto bene. Quando succede la malinconia, allora dopo ce n'è per tutti. Ecco che quello che è stato proposto, che è praticamente una sorta di compendio col quale poi dovremo confrontarci e far sì di arrivare a un comportamento e una documentazione che sia valida per tutti e condivisa da tutti. Allora, io ho inserito 3 schede che prevedono le fasi di lavoro principali quando si va, almeno a mio giudizio, poi per l'amor di Dio, io raccoglierò tutte le vostre osservazioni, cioè l'idea è di raccogliere tutte le osservazioni da parte di tutti e metterle insieme, come dicevo, in un documento finale. Quindi io ho previsto il taglio delle piante quando si va a fare le manutenzioni dei sentieri. Ho previsto lo scavo a mano e le chiodature di parete, cosa che per la verità non sarebbe propria delle attività quando si va a aprire un sentiero, quando si va a fare la manutenzione del sentiero, però è vero che perché le ferrate sono fuori da tutto questo discorso qua, che è chiaro, perché le ferrate, a parte che sono competenze delle guide, però è un'attività che va normata diversamente perché le guide sono pagate e come tali devono procedere secondo le direttive dell'81 eccetera eccetera. Pertanto io ho inserito solo la faccenda della chiudatura della parete perché magari c'è un caso attrezzato anche corto, un po' di cordini, qualcosa, una scaletta eccetera, e forse questa è un'attività che nella manutenzione del sentiero viene in qualche maniera eseguita. E quindi io per ora ho messo queste 3 attività con l'identificazione dei possibili rischi. Torno a dire, se qualcuno di voi che frequenta più di me di sicuro questi sentieri in fase di manutenzione non fa altro che dirmi: guarda che forse ti sei dimenticato questo, aggiungiamo anche quello, togliamo questo perché non capita mai, non potrà mai capitare, e quindi poi ho messo un elenco dei famosi DPI, dispositivi di protezione individuale, che non sono altro che già che tutti quanti utilizzate più o meno, perché credo che quando uno adopera il decespugliatore la mascherina davanti agli occhi ce l'abbia o gli occhiali di protezione. Di sicuro la manutenzione dei sentieri non si va a fare con l'infradito, un paio di scarponi ci sono, quindi da lì alle scarpe anti-infortuni cambia poco, insomma, Poi magari qui ce ne sono anche tante e poi potremo sfrontarle e renderle più snella. Poi alla fine
io ho indicato, ecco, quello che dovrebbe essere il cosiddetto documento finale, e cioè gli adempimenti da fare in via preliminare. Quindi sarebbe opportuno, cosa, che il Presidente elencasse un po' tutta la sorta di rischi che abbiamo visto prima, mettesse al corrente i vari soci di tutta questa situazione e, se vogliamo far prendere atto attraverso una firma che il socio ha visto, ha preso visione, è in grado di fare un lavoro, glielo facciamo firmare, così siamo tutti contenti che il Presidente ha detto al socio cosa va a fare. Il socio ha preso atto che ci sono questi problemi, ha preso atto anche che qua purtroppo sarà un problema da valutare anche dal punto di vista economico, cioè l'utilizzo di questi dispositivi di protezione individuale potrebbero anche generare un costo, ma penso che sia anche abbastanza limitato in tutto il contesto della faccenda, perché ripeto, si tratta di quei 2 o 3 adempimenti, quei 3 attrezzature che sono abbastanza comuni e anche di costo contenuto. Diversa è la storia quando si adoperano gli attrezzi invece, tipo dei circolatori, motoseghe. Qui è bene chiarirsi subito sul fatto che è opportuno adoperare attrezzature marchiate CE. Lo so che qualcuno parte con gli attrezzi da casa, c'è tutta una serie di casistica che è variegata, però se, torno a dire, questo è chiaro il punto che ha anche lo utilizzano in questi frangenti, quando uno adotta attrezzature sue, loro dicono vabbè, ognuno è responsabile di quello. Però se io Presidente gli do un attrezzo e dico qua si fa male, allora non è più così. Ripeto, fino a che non succede niente, quando c'è qualche incidente sappiamo che lo SPID interviene, sappiamo che intervengono i giudici, insomma c'è tutta una procedura che va avanti. Pertanto questo è l'input che io volevo lanciare, cioè analizzate un po' anche voi tutte queste schede che io vi ho messo e queste problematiche che io vi ho indicato nelle schede che avete visto. Dopodiché vediamo di raccogliere un po' le opinioni di tutti, mettiamoli insieme su una forma di documento che possa essere di ausilio alle sezioni, i presidenti, per dire guarda, procediamo così. Mi risulta tra l'altro che qualche sezione lo faccia già, quindi si tratta solo di estendere l'abitudine, perché ripeto, la legge 81 e il successivo 106 ci hanno sì tolto come volontari da tutta una serie di adempimenti che, se fossimo lavoratori a tempo pieno, quello che è, come prima il decreto 81 prevedeva, cioè prima eravamo lavoratori a tutti gli effetti, anche se non retribuiti. Per fortuna il 106 ha messo un po' di divisione tra le due persone, quindi ecco che a questo punto è sufficiente, diciamo, questo che vi ho esposto. Non è più necessario fare corsi di formazione, non è più necessario fare niente di quello che era invece purtroppo previsto da prima. Però un minimo di attenzione, di, chiamiamola, cultura della prevenzione, è bene che noi ce la creiamo. Ecco, io sono qua, adesso magari non è il caso, pensateci sopra, analizzate, fate pervenire alla segreteria CAI Veneto, poi ne discutiamo assieme e arriviamo a definire un documento condiviso e definitivo per tutti. Grazie Roberto. L'argomento è stato interessante. Vi do lettura della